Ha girato la chiave dell'ufficio del suo impianto di carburanti per l'ultima volta Italo Perfetti. Per 17 anni lo ha gestito con la sorella Manuela. Adesso non ce la fa proprio più. Le mie vendite da circa 8-9 mesi sono cadute da quasi l'80% di vendita. Totalmente adesso su questo mese, invece di effettuare sui 20, 25, 20 mila litri alla settimana, sono passato a 8.000-9.000 litri alla settimana. La classica goccia sono stati gli sconti praticati nel fine settimana da compagnie concorrenti. I guadagni, già risicatissimi, sono quasi spariti. Meglio gettare la spugna e cercare lavoro. Io guadagno 4 centesimi al litro. Su 1.000 litri sono 40 euro. Per di più lordi, 20, massimo 25 netti, troppo pochi. Una reazione a catena. Già 2 impianti hanno chiuso nel Trevigiano, ma siamo solo all'inizio. Se le cose continuano così si potrebbe ipotizzare che nell'arco di un anno avremo il 50% dei gestori che stanno peggio di lui, perché c'è un gioco al massacro dalla parte delle compagnie. Molti gestori, anche di quelli che stanno praticando gli sconti ad esempio, sono in grosse difficoltà economiche perché è tutta un'operazione che sta facendo le compagnie petrolifere sulle spalle anche del gestore. Una categoria a rischio estinzione, quella dei gestori, che tenterà di giocare l'ultima carta, portare in tribunale le compagnie petrolifere per chiedere un risarcimento. Intanto Galliera Veneta perde un benzinaio diventato per molti un amico. Italo e la sua sorella Emanuela serviva tutta quella clientela che aveva magari difficoltà nel fare benzina, che aveva difficoltà nella gestione della propria auto, quindi persone anziane, persone che avevano problemi motori.